Semon sghindà il successo e vivi contenti. E qui sta la morale dalla storia di tre giovani smatarans di Udin che dopo 10 secoli di attività artistica sono inchiamati al cuore dai furlans e dalle pagine della nostra storia. I Frizzi Comini Tonazzi. Tutta attacca al 15 di ottobre del 1975, quando i Fantas ha deciso di incidere una cassetta musicale con un registratore geloso a 4 piste. Oggi è PVC dal Paleolitico che dalla nostra epoca, ma i boomer se mi capiranno, eh? E così dalla cucina di casa i tre ha buttato fuori il primo album, Le Cracole, una lauda alla crania. Eh sì, signore e signori, roba che volta nessuna si rischiava di cantare. Il princa si innamora dalle loro canzoni è un avvocato napoletano, a me dal pari di Tonazzi e, ascoltai il ca, legal di Maradona, il pibe de oro e assistente regista di Tinto Brass. Robis di Mas. L'avvocato gli promette una carriera splendorosa, ma in curt si smentia di loro. Intanto, le cassette dalle Cracole asirino attor come tal merchiat neri, copiadis, tornadis a copiare e spacciadis dai corridoi dalle scuole. Alla fine degli anni 70, per gli studenti di Udin, i Frizzi Comini Tonazzi sono già un mito. E i tre, allora, decidono di cercare la fortuna a Milano. Vanno alla casa discografica Ricordi e a conquisti non doma Nanni Ricordi, ma anche il suo braccio destri Roberto Manfredi, l'uomo che l'ha tenuta a battesi Video Music, prima emittente musicale di Europa. A chi propone di incidere un disco con un altro giovane for con la gamella, Davide Riondino. Ma che? Dicono di no. Sì, con gran sollievo di Riondino. E a domandi di incidere un album di Bessoi. Risultato? Avvenne imparare via. Prima occasione brusata. Robis di Mas. Poi i tre avevano abbatti la porta del colosso CGD. Deus ex machina di Chelimperi è Caterina Caselli, che si innamora dal terzo furlan e a gli fa incidere il primo album, Melodia. Sì, non è un verbo, non è un invito, melodia. Ma in che volta erano i mosovis, non sapevi mia di cui paia un manager per promuovere il disco. E via loro. I tre, allora, la tentin con Renzo Arbore, no, un Danuia, a gli propone le loro canzoni e che si innamora. E che a gli propone di girare la sua trasmissione l'altra domenica su Rai 2. Ma quando arriva il momento di registrare, i Frizzi, Comini e Tonazzi si la mochin tali pisti sa scia. Ma Robis di Mas! A forza di Daia tornano a collaborare con Caterina Caselli e incide in altri 2 albums, A Bordo e Ritmo Provinciale. Un altro flop, per via che i Fantas ne vogliono in tournée d'Utlan. Ma Robis di Mas! Con tutto, la Caselli a Crote inchiamò in loro. Santa femmina. E gli offrì la ultima opportunità, conduttore di un programma su Rete 4. Ma le sta dai mondiali dall'82, figurarsi. Invece di lavorare sul programma, avevano in feris in Sardegna per via di li partiti in pace. La trasmissione aveva svuto di chiamarsi Wanaka. A finire prima di attaccare. Ma la roba fuori dai semenas è che in chiacenza la fama i tre amici sono arrivati a essi famosi e non per il fatto di veggioiata alla National Cantants e neanche perché Vernon Nash, il tastierista di Joe Cocker, ha suonato per loro o per via che Italia Hawaii ha trasmettevi per radio le loro canzoni. No, non è di sta roba qui. Ma perché alla fine hanno preferito difendere la loro vita, la loro amicizia e la fede dei furlans suonano per divertirsi e per passione e mai per vanità o per profitto.
Sì, fantastico. Se volete sapere proprio tutto di questa storia incredibile, getta da un cucca a questo libro di Lucia Burello, che io conosco bene. Allora, Frisi, Comini, Tonazzi e compagnia cantante, non stai fai macacos, eh? Di corsa in fila per metti like a questo video e notarsi al canale.